Buongiorno, ben ritrovati, sono le 11:59 in diretta come ogni giorno ed oggi in primo piano la scossa di terremoto che è avvenuta in Croazia. La terra è tornata dunque a tremare dopo la devastazione in Turchia ed in Siria, è tornata a tremare alle 10:48 nell'area del Quarnaro. Il sisma si è verificato ad una profondità di 10 km, la magnitudo inizialmente rilevata è stata di 5,2, il servizio sismologico croato ha poi riparametrato la scossa fissandola ad una magnitudo di 4,8 e il terremoto è stato avvertito in tutta la costa croata ma anche in Italia, in particolare proprio nel nord-est. Poi ne parleremo con l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin che si collegherà fra qualche minuto. Ed ora la cronaca e torniamo alla vicenda che ha davvero fatto preoccupare tutti perché è tornato un po' il fenomeno del lancio dei sassi dal cavalcavia sulla Pedemontana qualche giorno fa a Montebelluna. Ora i carabinieri hanno identificato i presunti autori, si tratta di 3 minorenni. Tre ragazzi, tutti minorenni, i carabinieri di Montebelluna hanno identificato i presunti responsabili del lancio di una pietra sulle auto in corsa dal cavalcavia sulla Pedemontana, ai confini tra Montebelluna e Trevignano, nel pomeriggio di domenica. Il sasso aveva colpito sul lato del passeggero il parabrezza della macchina di grossa cilindrata di un automobilista toscano che sui social aveva denunciato l'episodio, poi ripreso anche dalle autorità comunali e dal sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin. Il vetro era rimasto lesionato, ma fortunatamente i 3 occupanti sono scesi dalla macchina illesi. Immediata era scattata la denuncia per individuare quei ragazzini in bicicletta che erano stati notati sul cavalcavia e che si erano dileguati subito dopo. Le indagini dei militari dell'Arma hanno portato nel giro di pochi giorni all'identificazione dei 3 ragazzi la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a San Giacomo di Vittorio Veneto in via Mezzavilla, poco dopo le 19 un passante, Giorgio Cais, un 62enne di San Pietro di Faletto, è morto stroncato da un improvviso malore di cui è stato colpito, probabilmente era un infarto. Alcune persone si trovavano nei paraggi, hanno lanciato l'allarme, sono arrivati gli uomini del SUEM 118, purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare e per identificarlo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. E ci spostiamo nel Vicentino, aggressione in treno, schiaffeggiano un viaggiatore e il macchinista del treno arrivato a Schio, 2 persone sono state denunciate. Hanno aggredito un viaggiatore e il macchinista in stazione a Schio. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Vicenza hanno individuato e denunciato in collaborazione con i carabinieri della stazione di Malo e la Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino 2 cittadini italiani di 19 e 21 anni, entrambi residenti in provincia di Vicenza, per aver aggredito a bordo treno un viaggiatore ed il macchinista la serata del 26 dicembre a bordo di un treno regionale in arrivo alla stazione ferroviaria di Schio. Un ragazzo, lamentandosi del disturbo che stavano arrecando 2 coetanei durante il viaggio, è stato schiaffeggiato dai 2. Analoga sorte è toccata al macchinista del treno, arrivato in stazione a Schio a termine corsa, per essere accorso in aiuto del viaggiatore e del capotreno che cercava di riportare la calma. Le indagini condotte dalla Polfer di Vicenza con l'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza e grazie alla descrizione fornita dalle vittime e testimoni ai carabinieri hanno permesso di individuare ed identificare i presunti aggressori. I 2 giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per percosse, lesioni personali e violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio. Ed ora invece torniamo a parlare della decisione shock del Parlamento europeo con lo stop di mezzi, benzina e diesel dal 2035, le polemiche ovviamente e i timori di un intero comparto. Sentiamo. E parliamo di nuova componentistica, e quindi batterie e tutte queste cose qui. Diciamo che più del 50% di questo è costruito in Cina. Noi in Italia dobbiamo per forza comprare le batterie dalla Cina o dal mondo asiatico e quindi una dipendenza di questo sarebbe una cosa sbagliata.
L'approvvigionamento delle materie prime è la questione principale, ma non certo l'unica per Bruno Vianello, presidente di Texa, l'azienda di Monastier, gioiello dell'automotive Veneto e Made in Italy. Solo nel quartier generale i dipendenti sono ormai 1 migliaio. Oltre 30 anni di attività nel settore degli strumenti diagnostici multimarca fanno di Vianello una delle voci più autorevoli per commentare lo stop dal 2035 ai mezzi benzina e diesel votato dal Parlamento europeo. Una rivoluzione che rischia di essere un trauma anche occupazionale. A nord-est, quello automobilistico è un asset strategico. L'automobile, non solo italiano ma tutto europeo, rischia tantissimo per le ragioni che vi ho appena detto, ma non solo. Poi costruire una macchina elettrica, anche se hai tutte le cose che ti servono per costruirla, in realtà ti serve molta meno gente e quindi ci sarà tante persone che verranno licenziate e queste persone in qualche maniera devono vivere. E chi è che le paga? Le paga chi lavora, e qui lavora mi pare che pagano già abbastanza tasse. Si rischia quindi un cortocircuito economico-sociale, ma non solo, anche perché la carenza di infrastrutture per l'elettrico è evidente. E io non posso avere un'automobile che ogni volta devo aspettare 7-8 ore per ricaricarla, devo avere una ricarica massimo di un quarto d'ora e questo è possibile grazie ad infrastrutture diverse di quelle che abbiamo oggi in Italia. Ma per risparmiare massimo un quarto d'ora in realtà dovremmo avere dei distributori di corrente elettrica molto potenti, almeno di 300 o 400 kW. Per Vianello bisognerebbe invece convergere sulla tecnologia ibrida, supportando le filiere. Ai parlamentari europei e non solo un messaggio diretto, tutt'altro che provocatorio. Alla politica direi la prossima volta prendiamo dei politici che siano all'altezza della situazione, che siano lungimiranti, ma guardi che somigliano anche un po' ai politici cinesi a questo punto, cosa posso dirvi? E continuiamo a parlare proprio di questo assieme al nostro Fabio Mason che si trova a Signoressa. Fabio, buongiorno. Buongiorno Daniela, allora siamo qui con Moreno Parin che è il presidente dei gestori delle pompe di benzina, di distributori di Casartigiani. Naturalmente anche lui ha qualcosa da dire su le argomentazioni che abbiamo poc'anzi sentito, insomma questo stop alla vendita delle auto dal 2035, le auto che vanno a benzina e a diesel probabilmente dovranno riconvertire anche il modo di approvvigionarsi e quindi anche per voi potrebbe essere una questione proprio tecnica oltre che economica. Beh, tecnica sì, ma non più di tanto. Economica probabilmente sì, perché non è detto che tutte le colonnine verranno installate sui distributori di carburanti, perché come ampiamente previsto verranno installate in centro città, nei parcheggi, nei centri commerciali, anche di fronte ai ristoranti, in tutti quei posti dove almeno una persona può lasciare la macchina ferma mezz'oretta, magari bersi un caffè. Quindi non necessariamente presso un distributore, anzi, la vediamo veramente dura presso i distributori. In ogni caso le riteniamo una decisione affrettata, con tempi troppo ristretti, fermo restando che siamo tutti d'accordo nei confronti dell'inquinamento, quindi bisogna ridurre l'inquinamento, ma ci sono un sacco di domande da farsi. Dove viene prodotta l'elettricità? Viene prodotta con fonti naturali? Ci sganciamo dalla Cina? Le auto vecchie continuiamo a farle funzionare perché le persone non hanno i soldi per acquistare una macchina elettrica? Tutte queste domande che sicuramente a livello comunitario non si sono posti. Speriamo che i governi, quando poi loro dovranno metterci la mano, si pensino anche di questo e che quindi l'inquinamento venga sì ridotto, ma con tempi più giusti, più equi. Lei vede delle differenze sostanziali tra le auto a benzina, a diesel, cioè sono sempre gli stessi numeri quelli che arrivano, sono diminuite, sono aumentate quelle magari che hanno un tipo di carburante rispetto a quello che ha un altro? No, sostanzialmente siamo fermi lì. Abbiamo notato un leggero ritorno al carburante benzina, perché il diesel è soggetto a molte più limitazioni, inoltre facendo bene i conteggi, tenendo conto che la benzina ormai già è alla pari con il gasolio, ma rimarrà sostanzialmente alla pari, per chi fa poca percorrenza conviene una macchina a benzina per tanti motivi. Oltretutto le auto ibride vanno tutte a benzina, chi compra una macchina ibrida utilizza il carburante benzina. Certo, diciamo che da quello che abbiamo capito la strada è ancora parecchio lunga. Se non ci sono altre domande, Daniela, io restituirei la linea allo studio.
Grazie davvero Fabio, grazie anche al tuo ospite e alla Nicoletta Rizzetto che è lì con te, grazie davvero. Noi andiamo avanti, oggi insomma ci si è svegliati anche con una fitta nebbia un po' in tutta la pianura padana, sulla 4 come al solito con la nebbia abbiamo visto un blocco stradale, uno schianto nel tratto, quello ormai conosciuto, il tratto maledetto, ci sono feriti e 4 mezzi coinvolti, ovviamente ne parleremo poi nel corso della nelle nostre edizioni dei telegiornali questa sera. E andiamo sempre a Vicenza con la cronaca, disturba i clienti di un supermercato, i dipendenti chiamano i carabinieri e un 34enne albanese finisce in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Sentiamo. Un 34enne albanese è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. In Italia senza fissa dimora, era già noto alle forze dell'ordine. Ad individuarlo e a fermarlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Vicenza. Tutto nasce da una segnalazione del personale di un supermercato di Viale della Pace. Raccontano i carabinieri che l'uomo aveva creato problemi con comportamenti molesti nei confronti dei dipendenti del negozio e della clientela, addirittura colpendo violentemente con le mani le vetrate del supermercato. Una pattuglia di militari dunque arriva sul posto, l'uomo viene fermato, identificato e sottoposto a perquisizione. Con sé aveva quasi 200 grammi di hashish e più di 6 grammi di marijuana nascosta all'interno dello zaino. L'arrestato veniva così portato in caserma e poi trasferito nella casa circondariale di Vicenza. Arresto in flagranza che è stato poi convalidato. L'albanese è rimasto quindi in cella. Continuiamo con la cronaca, vilipendio alle istituzioni, indagato lo street artist autore dei murales che raffigura Giorgia Meloni insieme al boss Matteo Messina Denaro. La premier Giorgia Meloni sorridente mentre stringe la mano all'ex latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Sopra di loro la scritta in rosso in buona fede, l'allusione alla falsa identità utilizzata dal superboss durante la latitanza quando si faceva chiamare Andrea Bonafede, ma anche un'assonanza in buona fede. Il murales provocatorio realizzato dallo street artist padovano Ivy Rain era comparso lo scorso 22 gennaio sul muro di un palazzo di via Marsala nel centro storico di Padova. Per questo motivo l'artista è stato indagato per vilipendio. Questa mattina i poliziotti della Digos di Padova hanno perquisito la sua abitazione trovando la bomboletta spray utilizzata, i vestiti e il tablet con il quale l'artista si era ripreso mentre eseguiva la sua opera d'arte. Il murale sarà stato realizzato, fotografato e postato dall'artista sui social e poi subito rimosso durante la notte. E continuiamo con un'operazione dei carabinieri, 10 giorni di appostamenti e poi un inseguimento rocambolesco, maxi operazione dei carabinieri che hanno sgominato la banda della Golf Bianca con l'accusa di furto aggravato. Sono stati arrestati 2 albanesi irregolari e caccia ad un terzo. Abbiamo attivato questo servizio costante con più autovetture dell'Arma e abbiamo cercato di monitorare ogni loro spostamento in attesa di intervenire alla prima favorevole occasione. Quasi 10 giorni di pedinamenti, visione delle telecamere, appostamenti, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a incastrarli. Si tratta di 2 cittadini albanesi, trentenni irregolari, arrestati in flagranza. Si cerca invece un terzo uomo. Sarebbero loro gli autori di diversi furti commessi nell'ultimo periodo tra Trevigiano e provincia di Padova. La segnalazione è partita a inizio mese da un cittadino di Castelfranco, insospettito dai movimenti di alcuni soggetti a bordo di una Golf bianca. Da qui la caccia che culmina la sera del 13 febbraio, quando in 2 entrano in un'abitazione di Campigo dopo aver scassinato la finestra del salotto e rotto una tenda. In casa, al piano di sopra, ci sono le figlie della proprietaria di 25 e 19 anni che, sentiti i rumori, avvisano la madre che a sua volta chiama i militari dell'Arma. I ladri, che si sentono scoperti, si danno la fuga scavalcando la recinzione. Scatta il blitz, le pattuglie, ben 5, sono già in zona. Ne nasce un inseguimento rocambolesco. La Golf è lanciata a oltre 150 km all'ora. Dopo il furto i soggetti si sono dati alla fuga in maniera molto veloce tra le strade, evidentemente conoscevano anche molto bene
l'ubicazione delle strade, quindi per raggiungere Trebaseleghe erano a velocità molto elevata. L'uomo alla guida si ferma una prima volta in piazza Trebaseleghe, dove scendono i due complici. Subito intercettati, uno viene arrestato, l'altro si dilegua. Pensando di farla franca, il terzo rimette in moto l'auto, ma viene bloccato in zona Castelfranco e qui braccato. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare 3 cacciaviti e dei guanti. Per uno in particolare vi sono indizi di un suo coinvolgimento in un furto a Villa d'Asolo il 9 febbraio scorso, quando dalla casa di un 29enne sono stati rubati dei monili d'oro. I 2 arrestati si trovano in carcere, uno a Treviso, l'altro a Padova, un'indagine classica. Certamente di raccolta di elementi, soprattutto quelli forniti anche dai cittadini, e poi l'attenzione nel controllo del territorio, che diventa fondamentale anche per creare con i cittadini appunto un rapporto di collaborazione che risulta determinante. Ed ora andiamo a Mestre, dove c'è stata l'ennesima spaccata ai danni di un esercente. Ce ne parla, la vedo sullo schermo, la nostra Ilaria Marchioria. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo nel salone di parrucchiere del signor Giorgio Negrisolo, i Ricci, in Corso del Popolo, che è l'ennesima attività, come hai detto tu, che è stata presa di mira dai ladri. E ancora una volta i danni sono maggiori di quanto è stato rubato. Che cos'è successo, signor Giorgio? Praticamente ieri notte, verso le 3, le telecamere hanno registrato più o meno tutto. Hanno spaccato la porta, proprio divelta la porta, passando sotto a una griglia di ferro già messa all'esterno del portone, e quindi con dei calci sono riusciti ad aprirla e a passare sotto 20 centimetri dalla griglia, che è di ferro, di acciaio, e sono passati e hanno creato solo danno, perché soldi non ne lascio sicuramente in cassa. Hanno praticamente aperto tutti i cassetti per trovare chissà cosa, e l'unica cosa che hanno portato via è stato il computer, un computerino portatile che insomma mi serviva un po' per diletto e per cose mie di lavoro, e basta praticamente. Più o meno di quanti danni parliamo? Quindi il computerino più o meno era sui 700-800 euro, mentre la porta, il danno maggiore è proprio la porta, che deve essere di una certa consistenza, perché altrimenti anche le assicurazioni devono tutelarsi, che la porta non debba essere che con un soffio si possa scardinare. E quindi va dai 2.500 ai 3.000 ai 5.000-5.500 euro, che è un danno un po' importante, sperando che qualcuno ci venga anche incontro. Mi sembra aver capito che anche la Giunta stia deliberando qualcosa per queste infrazioni sui negozi, per poterci farci restare ancora a lavorare in queste zone, perché è sempre più difficile. La zona, non dico che sia malfamata, però si sta degradando pian pianino, e io mi augurerei che ci fosse un presidio anche fisso per poter riuscire a continuare a lavorare in una certa maniera. Ecco, infatti a questo proposito, proprio di qualche giorno fa, l'approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale di poter dare una mano agli esercenti, a chi ha subito danni di questo tipo a livello economico, partecipando, compilando una modulistica, eccetera. Però allora, questo voi lo apprezzate da un certo punto di vista, ma non è sufficiente, perché chiedete addirittura un presidio fisso. Voi siete ormai esasperati. Siamo ormai fra noi, via Cappuccina e via Piave, ormai siamo arrivati a un punto che molti anche mollano, perché è veramente una guerra restare qui. Di conseguenza ci auspichiamo che qualcuno venga in un presidio fisso sulle 3 arterie principali di Mestre, che è appunto Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave, in maniera che un presidio anche tutta la notte, che sia esercito, carabinieri, polizia, la Civis, chi sia, ma che vadino in maniera per tutta la notte in via vai, su e giù per le strade. Anche perché stiamo parlando di ladri, insomma, non molto esperti, che quindi fanno più danno che altro. Tra l'altro li avete visti anche nitidamente dalle immagini delle telecamere. Sì, sicuramente, assieme alla mia collega di negozio che è qua vicino, che ha subito la stessa cosa 2 mesi fa. Le sue telecamere erano molto più vicine e si sono visti proprio in faccia. E se non sbaglio, uno dei 2 che è entrato da lei
come fisico assomiglia a quello che è entrato dalla parte del mio negozio. Quindi sono anche dei ladri anche poco accorti, forse perché sanno che non gli possono fare niente, se anche li prendono non so cosa gli possano fare, però è giusto prenderli in ogni caso e cercare di dargli una pena che sia appropriata al danno che fanno. Quindi speriamo bene che ci sia un presidio per la sicurezza nostra e anche dei cittadini, anche di chi dorme qua, perché non vengono solo nei negozi, ma anche nelle abitazioni. Però noi che ci lavoriamo, che diamo un servizio a Mestre e alla gente, vorremmo restare a svolgere il nostro lavoro, ma in sicurezza e senza subire danni e quindi aggiungere ancora soldi alla tassazione che è sempre più alto, all'Enel che è sempre più alto, al gas che è sempre più alto, ai contributi che sono quelli che sono, a tutto quello che gli va dietro, e quindi qualcosa di più sicurezza anche per noi, insomma. Ecco, infatti quello che molti esercenti chiedono è proprio la possibilità di poter lavorare in tranquillità, visto che già è difficile con le condizioni che abbiamo tra l'aumento dei mutui e delle bollette, trovarsi anche a dover sborsare soldi per i danni provocati dai ladri. E questa è proprio una delle motivazioni per cui la settimana prossima, il giorno 24, ci sarà un corteo a cui prenderanno parte tantissime persone, tantissimi mestrini con tutte le associazioni, perché è stata organizzata dalle associazioni proprio per lanciare questo chiaro messaggio all'amministrazione comunale, in questo caso, di intervenire in maniera più... Un bel presidio fisso sarebbe l'ideale, ci darebbe più sicurezza, cioè uno viene a Mestre con un po' di più sicurezza, quindi anziché andare nei centri commerciali, che vengano anche in città a fare le loro spese e i loro capelli anche, ovviamente. Lei poco fa diceva anche noi non vogliamo che Corso del Popolo si trasformi in un'altra Via Piave. Sì, effettivamente, perché Via Piave giustamente ha avuto molta attenzione ed è giusto che continui ad averla. Però alcuni si spostano, quindi viene decentrata da una zona e viene centrata un'altra zona. Quindi proprio per quello mi auspico un presidio fisso in queste 3 arterie che è la porta, sono le tre vie che fanno arrivare la gente a Mestre e anche andare dopo verso Venezia, verso le autostrade, quindi sono delle arterie molto importanti per Mestre ed è un biglietto da visita per Mestre. Quindi sarebbe giusto che queste 3 vie, oltre che anche altre zone, purtroppo i tempi sono questi, siano presidiate da delle persone che possano dare tranquillità al cittadino e ai negozianti soprattutto anche. Ecco, sappiamo che più volte è stato detto anche quanto sia difficile avere questi presidi proprio per una mancanza di personale nelle forze dell'ordine, però quello che ci si augura è che invece si riesca ad arrivare a uno di questi presidi fissi di controlli, in modo da poter permettere ai commercianti che aiutano anche le zone a rivitalizzarsi di lavorare in tranquillità. Ringrazio il signor Giorgio Negrisolo, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie anche al tuo ospite. Io ora vorrei subito presentare, perché dovrebbe essere già collegato con noi, Andrea Martella, senatore, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Partirei proprio velocemente l'esasperazione dei commercianti, una spaccata al giorno, forse anche di più di una. È una situazione che sta davvero creando non pochi problemi, commercianti che si trovano con danni grossi, nonostante insomma ci siano le forze dell'ordine, però è una situazione che sta diventando, ci dicono, davvero insostenibile nella zona di Mestre. No, comprendo l'esasperazione dei commercianti, anche del commerciante che ha parlato poco fa. Questa della mancanza di sicurezza è veramente una tassa ingiusta, odiosa, che i commercianti insieme a tante altre si trovano a dover pagare, e quindi è necessario, come è stato richiesto, aumentare il controllo del territorio, aumentare l'attività di prevenzione perché non si sviluppino reati di questo genere, ed è naturalmente importante anche aumentare quell'attività di repressione fondamentale affinché possa essere sradicato un fenomeno come questo, quello delle spaccate notturne,
che ormai si sta sempre più diffondendo. Infine voglio dire che è molto importante la manifestazione che prima è stata ricordata, prevista per il 24 febbraio, alla quale parteciperò. Proprio l'altra sera ho incontrato una serie di associazioni e cittadini di Mestre, ho assicurato la mia presenza. Su questo tema avevo anche presentato una mozione parlamentare. Si tratta di lavorare insieme al controllo e alla prevenzione e contemporaneamente alla rivitalizzazione economica e sociale, al decoro urbano, alla ripresa produttiva di aree così importanti a Mestre come Via Piave e Corso del Popolo. Senatore, io volevo anche parlare con lei di un altro degli argomenti che sta facendo davvero discutere, che è la decisione ieri del shock del Parlamento europeo che ha, insomma, con lo stop di mezzi di benzina e diesel dal 2035, le polemiche, ma tanti timori da parte, insomma, del comparto che rischia davvero moltissimo. E non solo il comparto. Io penso che noi ci dobbiamo porre degli obiettivi di carattere europeo che vanno nella direzione della trasformazione della nostra attività produttiva sempre più green, e naturalmente dobbiamo porci anche degli obiettivi per rispettare quelle che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle emissioni, sono le direttive che sono state date a livello europeo. Questo limite del 2035 possa suscitare qualche preoccupazione, ovviamente lo capisco. Si tratta di fare in modo che la transizione non sia ingiusta dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale, cioè non determini dei fenomeni per cui si perdono posti di lavoro, si chiudono attività produttive. Penso anche al Veneto. Noi abbiamo tutta una filiera, tutto un settore legato all'automotive che nel caso in cui si andasse verso questo tipo di direzione dovrebbe riconvertire la propria produzione, cosa non facile. E quindi io penso che la politica abbia il compito, i governi abbiano il compito, il Parlamento europeo e quello italiano, di indirizzare questo tipo di sviluppo. È inutile che al governo non protesta, fa. Che al governo si prende delle responsabilità. Oggi al governo ci sono delle forze politiche che si devono prendere la responsabilità di guidare certi processi e lo devono fare nell'interesse di tutti i cittadini del nostro sistema produttivo, e noi daremo il nostro contributo perché questo possa accadere. Altro argomento è quello delle regionali, le elezioni in Lombardia e Lazio, insomma un partito democratico che ancora non riesce a trovare un po' la quadra. Beh, insomma, era abbastanza, diciamo, previsto come risultato. Purtroppo ci siamo presentati divisi in Lombardia e Lazio. E quando ti presenti diviso, come è avvenuto anche alle elezioni politiche, peraltro non per responsabilità nostra, questi sono i risultati, tanto più in un'elezione ad un unico turno come quello delle elezioni regionali. È un errore che non dovremmo più ripetere, che io farò in ogni modo, in modo che non si ripeta in Veneto e che non si dovrà ripetere a livello nazionale. Naturalmente dobbiamo anche essere consapevoli che questo voto ci ha penalizzato anche dal punto di vista della partecipazione, proprio per le divisioni, anche se ha penalizzato anche gli altri. E però voglio anche dire che il Partito Democratico non ha resistito all'OPA che veniva dal cosiddetto terzo polo, dal Movimento 5 Stelle, per dimostrare che il Partito Democratico sarebbe stato residuale. Non è così, bisogna essere uniti, solo il Partito Democratico può costruire attorno a sé un'alternativa. Mi auguro che questo si comprenda e che così si lavori, e nel frattempo noi stiamo facendo il nostro congresso, attraverso il quale ridefinire la nostra missione nella società, i nostri programmi, la nostra leadership, e attraverso la quale riprendere
il nostro ruolo, come stiamo cercando di avere in Veneto, anche in tutte le altre regioni. Ecco, proprio di questo anche volevo parlare proprio prima di chiudere, era proprio questo. Ci sono insomma 2 appuntamenti importanti, quello di Vicenza e quello di Treviso. Qualcuno dice possono essere considerati dei test quelli della Lombardia e del Lazio? Ma io penso che la storia di Vicenza e a Treviso sarà molto diversa da quella della Lombardia e del Lazio. A Vicenza candidiamo la personalità più bella e più forte che il Partito Democratico poteva mettere a disposizione, cioè Giacomo Possamai. Naturalmente decideranno i vicentini, il Partito Democratico si esprimerà la prossima settimana, ma insomma attorno a lui si sta costruendo una grande attenzione di forze politiche e civiche. E registro anche che all'interno dell'attuale maggioranza invece ci sono molte divisioni. Il sindaco attuale vede alcuni suoi ex assessori candidarsi contro di lui e quindi penso che il nostro progetto di una Vicenza diversa, governata meglio, con una figura così positiva e aggregante come quella di Giacomo Possamai possa essere un test per il Partito Democratico, per le forze di centrosinistra e per quelle civiche assolutamente importante. E anche Treviso lo è, anche a Treviso il Partito Democratico ha sostenuto il profilo di un candidato sindaco, Giorgio Denardi, un imprenditore, uno che nella sua vita ha dimostrato di saper realizzare qualcosa in un campo così difficile come quello dell'impresa, è un candidato civico, attorno a lui si stanno aggregando delle forze, purtroppo Terzo Polo ha preso un'altra decisione e però io penso che noi saremo in campo anche lì e siccome, come tutti quanti sapete, governiamo Verona, governiamo Padova, governiamo Rovigo, è chiaro che per noi questi test sono molto importanti, anche in vista delle elezioni regionali alle quali vogliamo farci trovare assolutamente pronti. E su questo mi faccio solo spendere una parola, credo sia del tutto improponibile pensare, come qualcuno pensa, che si possa andare ad un terzo mandato, magari nel suo caso sarebbe un quarto mandato per il presidente uscente, che peraltro ha negato questa ipotesi fino a qualche tempo fa. Penso che ci sia anche una questione di democrazia, di giusto bilanciamento dei poteri. 10 anni, nel suo caso 15, sono più che sufficienti per dimostrare la propria forza di governo. Adesso è il momento, per non creare delle situazioni di regni personali, se così posso dire, di fare in modo che ci sia un fisiologico ricambio delle figure politiche e noi ci siamo mossi e ci muoveremo in questo senso perché per i comuni e per le regioni non ci sia la possibilità di questo terzo mandato. È un fatto importante che ha a che fare anche con la democrazia nel nostro territorio, perché quando si governa per troppo tempo, quando tutto il sistema di governo è attorno ad un'unica persona, magari con consigli regionali, giunte regionali che contano sempre meno, c'è il rischio di una concentrazione di poteri. Questo non va bene per la qualità della democrazia. Senatore, la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie, grazie, a presto e buon lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, fra qualche minuto ci colleghiamo con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin per commentare questa ennesima scossa di terremoto, un po' era annunciata, lo dicevano, comunque terremoto che si è verificato in Croazia con una scossa 4.8 a Fiume, scossa che è stata sentita, avvertita anche in tutto il nord-est. Ed ora invece ci spostiamo a Venezia, perché nel 2022 parliamo di infortuni e anche di malattie. Sono aumentati sia gli infortuni sia le malattie professionali denunciati dai lavoratori veneti ed è la preoccupante proprio fotografia che è emersa dai dati di dati di INAIL Veneto.
I numeri sono molto preoccupanti, negativi, crescono gli infortuni sul lavoro, crescono gli infortuni in itinere, crescono anche gli infortuni mortali sul lavoro, purtroppo in Veneto in questi 2 anni. È la fotografia scattata da INAIL Veneto presentata nella sede CISL di Mestre. Sono oltre 83.000 gli infortuni denunciati nel 2022 a fronte dei 69.427 dell'anno precedente, tra cui 113 mortali. Il manifatturiero, sanità e assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i settori che registrano il più alto numero di denunce e che vedono la provincia di Verona più colpita, seguita da Venezia e Vicenza. Anche le denunce di malattie professionali non si arrestano, passando da 3.416 del 2021 a 3.917, con Padova al primo posto, seguita da Venezia e Verona. Da qui nasce il progetto Take Care of You. Noi abbiamo deciso di costruire questo progetto con la partecipazione dell'INAIL e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, focalizzandolo sui 2 settori più a rischio, che sono l'agricoltura e l'edilizia, e focalizzandolo in particolare sulle malattie professionali, che sono gli aspetti meno visibili dei rischi alla sicurezza, perché l'infortunio purtroppo è un evento traumatico di cui ci si accorge. Le malattie professionali invece sono subdole, sono invisibili e ci se ne accorge molto spesso dopo la fine magari del rapporto di lavoro, e quindi vogliamo sensibilizzare i lavoratori su questo tema. Attività di sollevamento pesi, di movimenti ripetuti, quindi sono malattie professionali che non si evidenziano immediatamente, tipico delle malattie professionali rispetto agli infortuni. Gli effetti di un'esposizione ripetuta negli anni a un certo tipo di lavoro si vedono anche a distanza di anni. Un dato che fa riflettere è anche quello relativo all'età degli infortuni mortali. Si perde la vita di più tra i 50 e i 64 anni, ma con un'incidenza allarmante rispetto agli occupati dei giovanissimi tra i 15 e i 24. Perciò il progetto è destinato anche a loro. E lo vedo già sullo schermo, eccolo qui, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo purtroppo con una notizia che è venuta fuori da poco, 10:48, nuova scossa di terremoto, la terra è tornata a tremare, questa volta in Croazia, una scossa che si è avvertita un po' in tutto il nord-est e soprattutto ovviamente anche a Trieste. Sì, è una scossa di intensità ovviamente avvertibile. Io fra l'altro ho sentito sia il prefetto di Trieste che il comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, entrambi mi hanno confermato che neppure a Trieste ci sono stati rilevati dei danni. Evidentemente è stata avvertita un po' in tutto il nord-est e questo desta qualche preoccupazione, visto e considerato che fra l'altro abbiamo tutti in mente le immagini del recente terremoto in Turchia e Siria, e quindi è evidente che ci sia un po' di preoccupazione nella popolazione. Ricordo a tutti però che il nostro territorio, in modo particolare tutta la fascia pedemontana, è a elevato rischio sismico e purtroppo il terremoto non è prevedibile e quindi accade quando accade e bisogna cercare di fare tutto quello che è possibile fare per cercare di ridurre al minimo i danni potenziali che potrebbero verificarsi a seguito di una scossa. E quindi io lo dico sempre, invito tutti quanti a verificare, per esempio quando si acquista la casa, anche l'aspetto sismico. È una cosa che di solito non consideriamo, no? Guardiamo i consumi energetici, guardiamo l'estetica, ma spesso ci dimentichiamo di questo aspetto che invece è assolutamente importante. E poi è buona norma conoscere quelle piccole azioni che possono in alcuni casi salvare anche vite umane e che abbiamo visto essere messe in campo in passato e che hanno dato esiti positivi. Quindi i buoni comportamenti, quelli di durante la scossa di stare nei posti più sicuri all'interno dell'abitazione, di non usare le scale, di non utilizzare gli ascensori, di tenere per esempio di notte sempre vicino al letto anche una piccola radiolina per comunicare con l'esterno, il telefonino e anche una torcia e magari una bottiglia d'acqua, insomma il minimo indispensabile per poter avere quelle ore di sostentamento qualora rimanessimo intrappolati sotto le macerie. Sono alcuni esempi, questi ce ne potrei fare molti altri, di piccole azioni che sono importanti
da mettere in campo per cercare di ridurre al massimo la potenzialità dei danni che potrebbero verificarsi a seguito di una scossa sismica, così come per esempio conoscere il piano di protezione civile che ogni comune deve fare, che ogni comune ha fatto nel Veneto, e sarebbe un dovere del singolo cittadino conoscere questi aspetti, però ovviamente non è che possiamo vivere costantemente nel panico perché potrebbe accadere una scossa di terremoto. Dobbiamo continuare a vivere, ma cercando di porre la massima attenzione a tutti questi aspetti e molti altri che ho evidenziato. Questo ci consente di dare anche una mano ai soccorritori qualora in diretta, ai soccorritori qualora dovesse succedere una scossa sismica. Siamo un'area, direi un po' tutta l'Italia, ma per quanto riguarda il Veneto in modo particolare la pedemontana, tutta la fascia pedemontana dal Veronese fino a Vittorio Veneto e l'Alpago sono zone attraverso cui passa un'importante faglia e che sono zone fra virgolette a rischio più, anzi non fra virgolette, a rischio più elevato rispetto ad altre. Sottolineo che l'aspetto relativo al rischio, anche la zonizzazione sismica, non significa che nelle zone a basso rischio non possano accadere dei sismi. Possono accadere, ma con una frequenza inferiore rispetto alle zone ad elevato rischio. Quindi insomma nessuna zona è a rischio zero, no? Ricordo che dopo il terremoto dell'Emilia Romagna qualcuno disse ma quella non era una zona a elevato rischio sismico, ma anche in quelle non a elevato rischio sismico può accadere una scossa. Ripeto, con minore probabilità, con minore frequenza, ma può accadere anche una scossa rilevante. Ecco, Assessore, visto la scossa in Turchia, la devastazione che è accaduta in Turchia, vista la scossa adesso in Croazia, ci si deve aspettare altre scosse di terremoto? Ma io non sono un esperto di geologia o di sisma, ci sono varie scuole di pensiero, è evidente che qualcuno dice se ci sono tante scosse vuol dire che poi prima o poi ne viene una di forte, qualcuno dice se ci sono tante scosse deboli è un bene perché scarica la tensione delle masse rocciose in movimento, ma io ripeto, non sono un esperto di questi ambiti, resto su quello che è quella che è la mia competenza, cioè il fatto che laddove ci sono delle zone classificate con rischio sismico può accadere, e può accadere senza preavviso, perché abbiamo visto in passato in molte occasioni, ma anche lo stesso terremoto della Turchia si è presentato con una scossa violentissima. La scossa della Turchia è enormemente più violenta, tanto per fare un paragone, rispetto a quella che c'è stata in centro Italia, perché anche questo a volte ce lo dimentichiamo, no? Pensiamo che una scossa sismica di grado 2 sia la metà come intensità rispetto a una scossa sismica di grado 4, in realtà non è così, perché la scala di intensità è logaritmica e quindi la potenza sprigionata da una scossa di intensità 4 è circa 1000 volte superiore rispetto a quella sprigionata nel caso di sisma di grado 2. Quindi l'intensità che c'è stata in Turchia non è stata leggermente superiore rispetto a quella del centro Italia, è stata enormemente superiore. Ecco. Detto questo, ripeto, bisogna sempre prevedere che ci possa essere questa possibilità. Ripeto, non vivendo nel panico, ci mancherebbe, ma cercando di porre la massima attenzione. Ho fatto l'esempio dell'abitazione, no? Noi quando compriamo la casa ci preoccupiamo di tutto, però a questo magari non pensiamo, no? È vero, è vero. Ricordo che ci sono anche dei finanziamenti importanti per quanto riguarda l'adeguamento sismico delle abitazioni, quindi insomma. Ecco, Assessore, un'ultima domanda. Per quanto riguarda il terremoto in Turchia, sono partiti dal Veneto gli aiuti? Sono partiti alcuni, altri stanno partendo in queste ore, stiamo caricando alcuni camion proprio in questo momento a Bonisiolo presso la nostra sede logistica regionale, altri sono già partiti ieri e ovviamente noi ci muoviamo all'interno di un'organizzazione internazionale perché è l'Europa che gestisce come dire, gli aiuti dicendo ai singoli stati cosa serve e cosa è necessario inviare, e gli stati a loro volta attivano le regioni per quello che possono mettere a disposizione e noi ieri l'altro sera siamo stati attivati e quindi abbiamo messo in campo una serie di aiuti che riguardano aspetti
prevalentemente logistici e quindi letti piuttosto che moduli bagno, piuttosto che gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica ed altri elementi simili a questo. Ovviamente qualora ci dovessero essere altre ulteriori richieste noi siamo sempre a disposizione. Ecco, approfitto del vostro collegamento e sulle tematiche relative all'emergenza. Devo dire che la vostra emittente è sempre stata molto precisa, puntuale, tempestiva nel riferire soprattutto quelle che accadono in Veneto. Segnalo che molti mi chiedono se possono raccogliere generi alimentari. Ecco, come dicevo prima, il sistema viene gestito a livello europeo e non vengono richiesti in questa fase prodotti alimentari. Assessore, la ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Noi fra poco poi ci collegheremo anche con il coordinatore proprio della Protezione Civile di Treviso per vedere insomma come si stanno muovendo anche a Treviso, qual è il punto della situazione. Sono squadre che sono sempre in allerta, sempre pronte a partire, sempre pronte insomma ad arrivare nei luoghi dove c'è bisogno. Parliamo però ora di superbonus. Crediti bloccati mettono in difficoltà le aziende del comparto edile, l'appello di CNA agli enti locali. A conti fatti il superbonus ha portato più dolori che gioia alle imprese edili. Solo in provincia di Padova, secondo le stime delle associazioni di categoria, il 70% delle imprese artigiane ha il cassetto fiscale pieno da quasi 6 mesi, con crediti che ammontano a più di 80 milioni di euro. E in questi mesi individuare soggetti, in particolare istituti bancari, disposti ad acquisire i crediti legati ai bonus dell'edilizia è diventato come cercare un ago nel pagliaio. CNA Padova ha lanciato così un appello agli enti locali del Padovano perché trovino una soluzione. Dopo il caso della provincia di Treviso, anche altri enti locali italiani hanno annunciato di voler acquisire crediti per liberare i cassetti fiscali di banche ed enti finanziari, così da permettere alle imprese del comparto casa di poter avviare nuove pratiche. Abbiamo bisogno che tutte le istituzioni ci ascoltino per dare quell'aiuto necessario alle aziende per poter continuare a lavorare, per poter avere la liquidità necessaria, per portare anche a termine i lavori che si sono fermati. E mi rivolgo anche al cittadino finale. Abbiamo dei cittadini che purtroppo, dei clienti, che si trovano magari con metà casa con i serramenti cambiati e metà casa senza serramenti con i nailing. Perché? Perché non ci sono più soldi, non c'è più liquidità e le imprese si fermano. C'è una situazione di stallo che riguarda i privati ma anche il pubblico, e a soffrire sono da un lato chi richiede il superbonus che si trova con i cantieri fermi e dall'altro le aziende artigiane con i cassetti pieni di crediti ma zero liquidità. A oggi non abbiamo nessuno, fino ad oggi, una notizia certa o comunque un riscontro per quanto possa riguardare se ci sarà un'apertura per la cessione del credito o se ci sarà qualcuno che vorrà ancora far fronte a questa tipologia di strumento. Ed ora continuiamo con la cronaca e i fatti avvenuti a Treviso, dove un autista è stato aggredito. In tanti anni mai visto una cosa simile. Parla proprio l'autista della MOM, aggredito da 2 uomini che a Riese Pio X hanno inseguito il bus e messo l'auto di traverso sulla carreggiata per bloccarlo e far salire a bordo i propri figli. Lei è ancora provato sotto shock? Sì, in tanti anni di servizio non ho mai visto una scena del genere. Linea 204 proveniente da Villa d'Asolo per Castelfranco. L'autista salta una fermata a Riese Pio X. Sono le direttive aziendali per permettere un carico scaglionato degli studenti su più mezzi distanziati di pochi minuti. 2 padri con i figli in auto decidono di inseguire la corriera. Nella folle corsa ad un certo punto uno di loro supera il bus e tagliandogli la strada lo blocca. Niente, non è stata una bella situazione, sembrava un film poliziesco di inseguimento. Ho temuto il peggio. La freddezza mi ha fatto pensare di caricare quei 2 ragazzi che praticamente facevano parte delle 2 famiglie e tentare in qualche maniera di attenuare gli animi. Fortunatamente è stata così. E l'ho pensata giusta. In quella maniera l'accusa si è un po' attenuata
Pochi secondi dopo si è aggiunto anche il secondo genitore, momenti di alta tensione che l'autista, nonostante lo spavento, ha saputo gestire. Ci siamo divincolati da una situazione che sicuramente avrebbe avuto un brutto epilogo. Senta, all'interno del suo mezzo i ragazzi erano spaventati. Tutti ammutoliti, perché non credevano ai loro occhi di quello che stava succedendo. Gli autisti della MOM sono spaventati, le aggressioni si sommano di giorno in giorno, dopo le baby gang e i balordi di ogni tipo, ora la pazzia di due padri con i loro figli. Situazioni del genere non devono ripresentarsi. Abbiamo bisogno di aiuto. Di maggiore sicurezza? Assolutamente sì. Non solo Riese, non solo Treviso o Conegliano, il fenomeno delle aggressioni sui bus MOM riguarda anche Pieve di Soligo. Abbiamo delle zone nella provincia di Treviso dove sono più a rischio rispetto a altre. Per esempio abbiamo la zona di Pieve di Soligo e Conegliano e abbiamo contatto con l'amministrazione comunale di Pieve di Soligo. Sono andato io a parlare sia con gli due assessori preposti e ci stanno dando grande collaborazione perché ovviamente loro sono sul territorio, loro conoscono molto meglio le persone rispetto a noi e quindi la collaborazione con le amministrazioni comunali è fondamentale e importante. Capita spesso che sulla linea MOM che da Pieve di Soligo va a Conegliano in orario serale gruppi di ragazzi del quartier del Piave abbiano atteggiamenti aggressivi nei confronti di autisti e utenti. Già in passato erano stati attivati controlli a supporto degli operatori dei mezzi, si parla ormai di parecchi anni, almeno 8 secondo il sindaco Stefano Soldan. Le segnalazioni degli autisti e passeggeri si sono nel tempo moltiplicate. Quando i dipendenti MOM intervengono per risolvere il problema, vengono spesso aggrediti verbalmente e talvolta anche fisicamente e il pensiero torna alle baby gang. Io non so se sono baby gang, sono delle persone un po' particolari, sono conosciute anche dall'amministrazione comunale e con loro stiamo facendo un lavoro importante per portare la situazione alla normalità. Noi siamo stati attenzionati da MOM rispetto a alcuni ulteriori episodi che avvengono nelle corriere da parte di gruppi di ragazzi che solitamente non pagano il biglietto e creano episodi anche di bullismo, di attenzione violenta nei confronti degli autisti. Per questo abbiamo svolto un primo incontro che ha portato a ulteriori controlli da parte della polizia locale nelle linee che ci sono state evidenziate. A questo primo incontro ne seguirà un altro anche con l'Arma dei Carabinieri proprio per cercare di disincentivare questa abitudine da parte di questi gruppi di ragazzi di salire in corriera senza avere il biglietto. Ora le linee più problematiche sono state monitorate dall'amministrazione e sulla linea del sabato pomeriggio che va a Conegliano staziona sempre una pattuglia della polizia locale che controlla se i passeggeri sono muniti di titolo di viaggio in modo da prevenire ogni problema. E alla fermata dell'autobus a Pieve poca voglia di parlare, ma la conferma che il problema in realtà esiste. Sì, ho sentito. Che cosa ne pensa? Che è una cosa da non fare sicuramente. Ne conosce qualcuno? No, ne ho solo sentito parlare, ho letto qualche notizia dal telefono, nulla di più. È preoccupato? Abbastanza, perché adesso non sei neanche libero di andare in giro, cioè hai comunque un po' di paura. Quali sono le vostre linee? Quella per Conegliano e quella per Pieve. Lì non... No, di solito non c'è tanta gente e nessuno dà fastidio di solito. Però comunque un po' da tutte le parti si vedono queste cose qua, sinceramente. È un po' da sistemare. Lei ha mai avuto problemi? No. Tutto tranquillo? Sì, per fortuna sì. Però lo sa che ci sono questi problemi? Sì, certo che lo so. Purtroppo... Devo andare. Prego, grazie per la sua disponibilità. 3 o 2 mesi fa mi ricordo che uno non aveva l'abbonamento, l'autista gli ha detto senza abbonamento non puoi viaggiare, senza un documento, e lui da là si è creata un po', infatti, quindi succedono certe cose. Dunque avete sentito situazione che sicuramente continua a far discutere, situazione difficile che dicono insomma gli autisti deve essere assolutamente risolta, non solo gli autisti ma la preoccupazione anche comunque fra i giovani. Adesso noi ci dovremo collegare telefonicamente con Riccardo Mastronicola che è il coordinatore della Protezione Civile di Treviso, vediamo se è in linea, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno. Dunque, non so se ha sentito un'altra scossa di terremoto in Croazia. Situazione, abbiamo sentito anche l'assessore Bottacin, che è in evoluzione. Ovviamente non si può mai sapere, situazione comunque difficile. Voi come Protezione Civile siete davvero sempre in allerta? Sì, è un momento abbastanza delicato, ma siamo sempre pronti. Noi siamo sempre in allerta, 365 giorni all'anno. Adesso questa nuova scossa dà ancora ulteriore risalto di stare un attimino un po' più attenti, tutto qua, però per il momento è ancora presto da dire. E sappiamo che sono partiti anche degli aiuti in Turchia, sono partiti da ieri, ne partiranno anche altri, e voi come sezione di Treviso partirete, avete in programma qualche cosa? Allora, per il momento è partita solo attrezzatura, infatti da ieri si è mobilitata la colonna mobile regionale e da varie province stanno confluendo nella sede di Palmanova del Friuli Venezia Giulia tutto quanto è stato messo a disposizione dalla Regione Veneto, dove che partirà via traghetto e raggiungerà le zone terremotate della Turchia e della Siria. Per il momento non è richiesto un personale volontario, e perciò in questo momento stiamo in stand-by e come sempre siamo a disposizione della Regione, in caso di chiamata siamo pronti a partire. Ecco, la Protezione Civile, vogliamo ricordarlo, insomma, formata da volontari, sempre pronti, sempre in allerta, non solo nelle questioni ovviamente gravi come questa del terremoto in Turchia, ma insomma operate a 360 gradi in tantissime poi situazioni che succedono insomma nel territorio. Sì, sicuramente la parte principale la fa il territorio, perciò noi siamo a disposizione dei vari territori comunali, sia come gruppi comunali che come associazioni in itinere. Poi è vero, se ci succede qualcosa di più grave interviene la regione, la provincia della regione o addirittura il dipartimento e ci fa andare dove viene richiesto il nostro aiuto in base alle specificità che ogni gruppo ha da poter mettere a disposizione. Ecco, a Treviso com'è la situazione insomma della Protezione Civile e dei volontari? Direi bene, noi siamo tranquilli, siamo pronti, ci stiamo addestrando, tutto bene. Adesso il prossimo appuntamento è quello del martedì grasso, perciò saremo impegnati in supporto della Polizia Locale di Treviso, in quanto c'è un'ottima organizzazione che è formata da Carnevali di Marca, c'è stata richiesta la possibilità di operare insieme ai colleghi della Polizia Locale e noi ci metteremo a disposizione del Comandante Gallo e dei suoi uomini in assistenza alla popolazione, come da adesso facciamo di solito. Ecco, come dicevamo prima, proprio per questo, nel senso, non intervenite soltanto nelle catastrofi, ma anche a supporto di manifestazioni come quella del Carnevale. Sì, non in tutte le manifestazioni, perché la Protezione Civile si è dato una certa deontologia. Adesso non facciamo più le famose sagre e segrete, facciamo quegli interventi che hanno un impatto locale di una certa rilevanza e sicuramente il Carnevale di Treviso, il martedì grasso, avrà un'importanza di un afflusso di gente abbastanza cospicua e che sicuramente dobbiamo gestire. Ecco, come volontari lanciate sempre l'appello per avere più persone che possano avvicinarsi alla Protezione Civile? Ma allora, le persone che si vogliono avvicinare alla Protezione Civile sono sempre ben accette. Sicuramente, come ultimamente anche la Regione chiede, dobbiamo iniziare a specializzarci. Perciò la nostra ricerca viene puntata su persone che abbiano delle competenze, perché le parti generiche sono ipercoperte, stracoperte da volontari che siamo anni che lo facciamo. Però adesso iniziamo a essere un po' più specifici, perciò unità cinofile, unità droni, autisti. Ecco, su questo stiamo lavorando, è un problema non solo di Treviso, è un problema un po' di tutta la Protezione Civile, perché sono figure abbastanza delicate, soprattutto gli autisti. Ecco, se qualcuno vuol donare del suo tempo e ha delle patenti di un certo livello, ben accetti. Ecco, questo sicuramente. Riccardo, la ringrazio davvero, le auguro buon lavoro. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie. Alla prossima.
Parliamo ora di sanità. Ieri il punto della Regione Veneto sulle liste d'attesa ed il recupero delle prestazioni sospese per il Covid. L'83% di visite e di interventi chirurgici è stato recuperato, restano ancora in lista d'attesa 150.000 prestazioni specialistiche, attesa per la seconda tranche di finanziamenti statali ad hoc. In Veneto dovrebbero arrivare 40 milioni di euro. 450.000 prestazioni sanitarie sospese in Veneto a causa del Covid tra marzo 2020 e febbraio 2022. 2 anni difficilissimi per il sistema sanitario, che ha poi dovuto affrontare l'altrettanto complesso recupero di tutte le visite, interventi chirurgici e screening sospesi. Il recupero delle prestazioni saltate è stato avviato grazie ad un finanziamento ministeriale ad hoc di 40 milioni di euro. Con un recupero oggi complessivo rispetto alle 450.000 prestazioni che si erano accumulate tra il 2020 e l'inizio del 2022 di un recupero dell'83%. Per il recupero delle prestazioni le aziende sanitarie hanno potuto procedere attraverso il pagamento di un compenso aggiuntivo ai propri professionisti, attraverso il reclutamento di altro personale, ammesso che riuscissero a trovarlo vista la cronica carenza di medici, o ricorrendo extra budget al privato convenzionato. Recuperato l'83%, resta comunque una quota di prestazioni arretrate alle quali si aggiungono le nuove prescrizioni. Oggi noi abbiamo in sospeso circa 150.000 prestazioni specialistica, che sono quelle a 30 o a 90 giorni. Il Ministero ha stanziato un ulteriore finanziamento di 500 milioni di euro per tutte le regioni. Al Veneto dovrebbero arrivare circa altri 40 milioni. In cui metteremo in campo un altro piano per aggredire quelle che sono oggi le liste d'attesa che sono rimaste e che si stanno accumulando, e andremo anche a operare in parallelo rispetto all'appropriatezza delle prescrizioni e quindi a quella che è poi il range, che vede oggi sicuramente un aumento da parte dei prescrittori. Restano le criticità in ambito specialistico e chirurgico determinate dalla carenza di personale. I settori in maggior sofferenza sono quelli radiologico, l'oculistica e l'area ortopedica. Sono liste d'attesa che sono dettate non solo da un aumento della prescrizione, e questo lo vediamo, e quindi anche i medici prescrittori, specialisti stanno prescrivendo molto, probabilmente anche il periodo post-Covid porta a questo, e poi sicuramente legata alla carenza di personale. Rimanendo sempre in tema sanitario, i dati relativi al bollettino regionale del Covid sono 635 sempre bassi, nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, che portano il totale però ufficiale dei contagi a 2.685.547. Il bollettino regionale registra anche una vittima per un totale di 16.626. Continua la crescita dei positivi attuali, che sono 16.532 più 467 rispetto alle 24 ore precedenti. Vi sono 6 ricoveri in più nei reparti non critici, mentre la situazione è invariata nelle terapie intensive con 38 pazienti. E vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, poi insomma dovrebbe arrivare fra pochi minuti anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Diego Casonato, ma intanto vi presento l'avvocato Stefano Pietrobon del Foro di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, si parla della tanto discussa riforma Cartabia, dubbi da parte... Abbiamo sentito nelle passate edizioni anche da parte delle forze dell'ordine, dubbi da parte, insomma, a volte anche della magistratura, dubbi anche però da parte degli avvocati. Una legge con chiaroscuri. Sì, esattamente, sì, luci e ombre. Forse l'ho anche già detto, forse anche con lei, una riforma ovviamente i cui tempi sono stati dettati da esigenze di bilancio sostanzialmente, cioè dalla necessità di incassare i fondi europei legati al PNRR, che prevedeva la necessità dello Stato italiano di dotarsi di strumenti giudiziari più snelli, più veloci, che riducessero sostanzialmente i tempi delle cause civili e delle cause penali. Degli aspetti civilistici, credo, anzi sicuramente vi parlerà meglio di me l'avvocato Casonato, e quindi cercheremo un po' di concentrarci sugli aspetti penali. Luci e ombre, nel senso che alcune novità sono sicuramente erano molto attese,
senza entrare troppo ovviamente nei dettagli tecnici perché rischierei di annoiarvi, diciamo che alcuni momenti del complessivo procedimento penale che causavano spesso degli inceppi e dei ritardi sono stati eliminati, o meglio sono stati risolti adottando per esempio una udienza che volgarmente si definisce udienza filtro, nella quale vengono affrontati determinati aspetti procedurali, affrontati e risolti in via tendenzialmente definitiva per evitare che determinate carenze, determinati vizi che si erano creati nel corso dei passaggi precedenti del procedimento venissero portati avanti e quindi coltivati fino alla fine, con il rischio di vedere annullate sentenze per cause formali che si potevano ben risolvere all'inizio. Ecco, a livello tecnico che cosa cambia per voi avvocati? Diciamo che per noi avvocati cambia che ci vengono offerte molte più possibilità di scelte processuali, quindi un processo non ha un unico canale, ha diverse modalità di svolgimento e ha anche diverse sanzioni, cioè diverse conseguenze, quindi molte diverse opportunità in più sulle procedure, diverse opportunità in più per noi e per il giudice di determinare il tipo di sanzione. Questo impone a tutti i protagonisti del sistema processuale penale una maggiore competenza, perché dovremo ovviamente conoscere tutte le varie possibilità, perché in relazione alle possibilità che l'avvocato opera le sue scelte processuali. Invece dal punto di vista invece della persona, dell'indagato, dell'imputato, che cosa cambia? Perché ci sono insomma a volte si può dire un po' il rischio che le persone insomma possano avere una sanzione magari più lieve o addirittura non averne per effetto di questa legge. È possibile? Sì, esattamente così. Diciamo 2 o 3 aspetti, li tratteggio proprio molto brevemente. Diversi reati che erano procedibili d'ufficio sono divenuti procedibili a querela, con il risultato che a volte la persona offesa che aveva magari presentato la querela poi, visti i tempi, la ritira e quindi il processo non procede più, perché pensiamo alla violenza privata, era procedibile d'ufficio, ora ecco, ci sono alcuni reati. Oppure la persona offesa non presenta la querela perché non sa, ecco. Altra possibilità che riguarda il versante della sanzione, ci sono tutta una serie di, si chiamano pene sostitutive, delle pene brevi, e cioè invece del carcere oggi il sistema Cartabia prevede che l'imputato o anche il giudice stesso di sua iniziativa possa sostituire la pena classica della detenzione carceraria con alcune misure più blande, la pena pecuniaria, i lavori di pubblica utilità, la detenzione domiciliare e la semilibertà. La semilibertà, dico per tutte, prevede che il condannato trascorra una parte della giornata in strutture penitenziarie o restrittive e il giorno per svolgere attività lavorativa. La detenzione domiciliare deve risiedere all'interno del proprio domicilio, salva la possibilità di andare a lavorare. Certo. E quindi ecco, tutto questo, ecco, teniamo presente, chiedo scusa dottoressa, che il limite per la concessione di queste, delle 2 misure diciamo più gravose, detenzione domiciliare e semilibertà, può essere disposta per condanne fino alla misura di 4 anni di reclusione, quindi stiamo parlando di un gran numero di condanne, perché le condanne sopra i 4 anni sono ovviamente una percentuale abbastanza contenuta. Ecco, mi scusi avvocato, so che è arrivato in questo momento il presidente dell'Ordine degli Avvocati, quindi attendiamo anche che venga, ci raggiunga qua in studio, anche perché come diceva lei avvocato, magari poi sentiamo da un punto di vista penalistico quali sono i cambiamenti. Quindi attendiamo che arrivi qua, ci raggiunga qua in studio, è appena arrivato. Avvocato, avete già sentito questo effetto della riforma che è partita, se non sbaglio, i primissimi di gennaio? Sì, è entrata in vigore il 30 di dicembre, esatto, quindi diciamo ai primi di gennaio. Sì. Certamente alcuni effetti li abbiamo visti, anche se in realtà quando entrano in vigore delle riforme di questo tipo c'è quello che si chiama il periodo transitorio, perché ci sono dei processi che hanno già una impostazione secondo le vecchie norme e diventerebbe peggio, diciamo, mi scusi l'espressione, il tacon del sbrego, introdurre su una, diciamo, carne viva, e quindi su un procedimento già in corso e già impostato secondo determinate regole, introdurre quelle nuove. Quindi
ecco qui per dire che non tutti questi effetti si vedono oggi, si vedranno diluiti nel corso del tempo, però alcune parti sono già in vigore, quindi come per esempio le sanzioni sostitutive che dicevo di pene detentive brevi sono già in vigore, quindi i giudici già oggi e gli avvocati si dovranno confrontare, per esempio, e questo richiede una competenza maggiore di prima e quindi auspicabilmente chiederà anche agli avvocati di specializzarsi meglio nel settore penale o nel settore civile. L'avvocato Casanato vi spiegherà come anche il settore civile ha subito modifiche molto importanti che richiederanno una competenza ancora più puntuale. Ecco, avvocato, qualche esempio di qualche persona che era indagata, imputata in un processo e che insomma grazie alla riforma Cartabia, possiamo dire grazie o per merito della riforma Cartabia, diciamo ha avuto un alleggerimento. Sì, certo. Allora, diciamo, prendiamo due reati che colpiscono di più l'opinione pubblica e destano anche un certo allarme sociale, e sono lo stalking, gli atti persecutori in realtà così chiamati dal codice, e la violenza sessuale, cioè sono due reati che diciamo suscitano una maggiore riprovevolezza e anche uno sdegno maggiore nel pubblico, nella società civile. Ecco, questi due reati, per esempio, in particolare la violenza sessuale, che ha delle pene molto elevate, anche i maltrattamenti in famiglia, dico stalking, parliamo per esempio anche dei maltrattamenti in famiglia, quindi sempre reati contro soggetti vulnerabili, anche i maltrattamenti dal 2019 hanno una pena abbastanza importante, da 3 a 7 anni, e quindi il giudice che dovesse condannare un soggetto responsabile di questi reati e applicare una pena inferiore ai 4 anni, potrà sostituire queste pene detentive con queste sanzioni sostitutive, quindi eviterà quello che noi chiamiamo il circuito carcerario. Per esempio, questo è un aspetto negativo. Alcuni diritti di cui ci lamentiamo noi avvocati, alcuni diritti di garanzia, cioè quelli che servono per far sì che l'imputato abbia la possibilità di conoscere il processo e di difendersi con pienezza di poteri, vengono in qualche modo ristretti, e su questo speriamo che vengano accolte alcune indicazioni che gli avvocati stanno dando al legislatore. Ecco, che cos'è secondo voi come avvocati, che cosa dovrebbe cambiare? Quali sono le modifiche che dovrebbero essere fatte? Per esempio la possibilità che con la Cartabia è stata codificata, che possa cambiare nel corso del processo la composizione dei giudici, perché un giudice è in maternità o viene trasferito ad altra sede, sino a prima della riforma Cartabia tutto il processo doveva essere rifatto, perché la regola generale vorrebbe che il giudice che decide della vita di una persona possa, chiedo scusa, mi è distratto. È arrivato, intanto lo salutiamo perché no, si figuri, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Diego Casanato, che ci ha raggiunto in questo momento in studio, intanto lo ringraziamo per essere qua con noi. Grazie a voi per l'invito. Sì, e concludo il pensiero, ancora benvenuto avvocato. La regola vorrebbe che il giudice che decide della mia vita ascolti i testimoni e quando decide abbia ancora, nelle orecchie le parole, la mimica facciale per esempio del testimone. Con questa riforma i giudici possono cambiare, e salvo alcune eccezioni, il nuovo giudice deciderà sulla base di prove assunte, testimoni sentiti davanti a un altro giudice. Ecco, questa è una modifica contro la quale l'avvocatura si è sempre battuta. Ecco, avvocato Casanato, insomma, luci e ombre di questa riforma Cartabia, ne stiamo parlando con l'avvocato Pietro Bon. Da un punto di vista penalistico, sì, penso che quali sono le... diciamo che ci sono state delle riforme importanti, sostanziali. Io direi, mi ero preso qualche appunto, che il fatto di aver reso procedibili a querela di parte dei reati anche piuttosto importanti, come può essere il furto, come può essere la violenza privata, eccetera,
non, diciamo, penalizza le parti offese, però forse si è sacrificato tutto per l'esigenza di smaltire un po' tutti i procedimenti penali e quindi si va avanti così. Poi anche le lesioni da incidenti stradali vengono trattate in un certo modo. Diciamo che nel penale, che poi è quello che è successo anche nel civile, certo, si è puntato a ridurre pendenze dei processi e a velocizzare. Questo in nome delle esigenze che ci chiede l'Europa. Questo però, avvocato, cosa comporta? Perché poi la gente vede, insomma dice, ma c'è un alleggerimento comunque poi per quanto riguarda le persone coinvolte nei processi. Sì, il problema è proprio questo, che le parti offese sono poco tutelate, devono rivolgersi al giudice civile per chiedere i danni, però il problema è che magari chi ha provocato il danno, nella fattispecie, che ne so, il ladro o il diffamatore, eccetera, magari non ha niente e quindi si troverebbe il danno di fatto non essere risarcito. Ecco, dicevamo che chiedete un cambiamento di questa riforma carta. Abbiamo sentito più volte il Ministro che dice, insomma, che sta mettendo mano un po' a questa riforma per cercare di modificare qualche cosa e si spera quindi che arrivi questa modifica. Sì, io me lo auguro, perché anche per l'aspetto civilistico c'è stato un po' uno stravolgimento, perché intanto c'è stato un aumento della competenza del giudice di pace che ovviamente metterà in difficoltà gli uffici stessi del giudice di pace, perché ovviamente raddoppiando le competenze bisognerebbe raddoppiare gli impiegati e raddoppiare ricordiamo che l'organico, insomma, non è un organico. L'Italia è abituata a fare le nozze con i fichi secchi. Con i fichi secchi, esatto, giustissimo. Quindi poi abbiamo una riforma anche nel processo ordinario civile, dove tutti i termini che prima erano posticipati alla prima udienza adesso sono anticipati. Quindi vuol dire che le cancellerie, tornando al discorso personale, dovranno con la costituzione del convenuto e prima del deposito delle memorie istruttorie, quindi prima della prima udienza, già formare il fascicolo, portarlo al giudice in modo tale che decida, per esempio, se c'è da chiamare in causa un terzo o decidere su altre eccezioni. Quindi i tempi, anche se non so quanto siano stati accorciati, però sicuramente andranno rispettati e il personale andrà preparato. Ecco, e fra l'altro lo ricordiamo che anche da un punto di vista, insomma, delle forze dell'ordine la situazione si è modificata, perché lo sappiamo che nei reati che non si può procedere d'ufficio come perseguibili a querela. Esatto, bisogna che ci sia una querela da parte della vittima e non sempre è facile proprio trovare le persone, come abbiamo visto in vari casi. Sì, forse anche la parte non lo sa. Perché la querela va presentata entro 3 mesi da quando si ha conoscenza del fatto. E che non è una denuncia, bisogna sempre ripetere che purtroppo è una condizione di procedibilità. Esatto. Quindi molte volte la parte non sa che se non si attiva entro 3 mesi da quando ha conoscenza del fatto deve appunto rivolgersi alle forze dell'ordine o a un avvocato, eccetera, per poterlo sanzionare penalmente. E anche il vostro lavoro, come dicevamo con l'avvocato prima, si è modificato ovviamente. Il nostro si è modificato radicalmente. Allora diciamo che ci sono degli aspetti anche positivi in questa riforma, e cioè io parlo da civilista, il collega è prettamente penalista, ma diciamo che le cose che sono successe nel periodo Covid sono state anche ribadite nella riforma Cartabia e agevolano, perché ci sono tante udienze, soprattutto nel civile, che ci facevano perdere le mattine, ma magari per 2 righe. Faccio un esempio. Adesso l'udienza di precisazione delle conclusioni, che è quella che termina la causa,
consiste praticamente in un richiamarsi alle conclusioni esistenti negli atti introduttivi del giudizio. Bene, è una cosa che anche prima ante-Covid si risolveva in 2-3 minuti di udienza. Bene, poterla fare con le note scritte insomma ti evita il trasferirti in tribunale, tante volte magari non so, il Tribunale a Venezia piuttosto che altri tribunali del Veneto, dove si perdevano le mattine. Quindi certe riforme assorbite dalla riforma Cartabia ma iniziate col periodo Covid e partite come eccezionali e straordinarie sono state confermate. Un'altra per tutti, ormai che si va verso la digitalizzazione anche del processo penale, insomma ricordavo anche con dei colleghi l'altro giorno quando noi avevamo praticamente un'impiegata che passava le mattine in tribunale per fare le copie o delle comparse degli atti di controparte, dei documenti depositati, poi bisognava portare le marche, insomma era tutto un disagio che adesso entrando nel fascicolo del processo dal proprio studio insomma è un grande vantaggio. Poi c'è un'altra, posso, certo, avvocato, se non voglio entrare in un campo che non è propriamente il mio, ma insomma non posso dire, non so niente, un avvocato deve essere comunque avere un minimo di infarinatura. È previsto che dopo il deposito di queste memorie con la nuova riforma e prima quindi di un'udienza, quindi ciascuno deposita e spiega e chiede tutto più o meno, il giudice deve decidere, deve prendere determinate decisioni, mi pare Presidente, è il mio Presidente, avvocato Casonato, diciamolo, è anche un amico, ecco, tra l'altro è anche un amico, ma deve decidere, se non sbaglio, entro 15 giorni, insomma, ha dei tempi ed è un termine, mi corregga se sbaglio, perentorio, cioè il giudice deve decidere, ecco, è la prima volta a memoria mia in cui un giudice deve decidere perché una delle gravi pecche del sistema sia penale che civile, soprattutto civile, che i giudici non avevano fondamentalmente... No, è la prima volta che vengono messi dei termini a giudice. Perché... Dopo sulla perentorietà vedremo quanto... Esatto, poi capiremo. Perché è vero anche che hanno un termine per depositare sentenze. Io mi auguro che vengano rispettati, però diciamo che è la prima volta che vengono dati dei termini per i giudici. Io ho aspettato un provvedimento che era di una banalità veramente esemplare e ci ha messo 6 mesi, una possessoria, una persona rivendicava una certa cosa che non gli veniva consegnata e ha pronunciato dopo 6 mesi quando quella cosa non gli serve più. Infatti, per cui, io volevo toccare, anche perché non abbiamo tantissimi minuti, un altro degli argomenti insomma, che aveva posto quando è stato eletto, che era quello di come si è modificato il lavoro degli avvocati, il fatto che gli avvocati ora sono tanti e per cui insomma è tutto più complicato. Ci sono... Allora, gli avvocati sono tanti. Lei quando ha iniziato quanti erano? Io ero il numero 320. Guardi, sapendo di venire qui, le do il numero ad oggi degli iscritti, sono 2115 gli iscritti, parlo sempre della provincia di Treviso. Di cui 1109 donne e 1106 uomini. Cioè quasi uguali. Uguali. C'è stato un ridimensionamento perché c'era la maggioranza delle donne. Ultimamente c'è stato sono arrivati quasi alla pari in pratica. Avvocato, questo sicuramente comporta un cambio anche per voi, perché sempre più giovani poi decidono di iniziare questa carriera, insomma tanti sono davvero gli studenti di giurisprudenza. Io credo che l'avvocato Casonato ed io pensiamo allo stesso modo. Per fare questa professione ci vuole una motivazione forte. È una professione che ci mette nelle mani la vita delle persone, gli averi delle persone, i destini, pensiamo alle separazioni come pensiamo a chi deve andare in prigione. Ecco, quindi se non c'è una motivazione forte che ci spinge a lavorare di notte, a studiare, a subire delle delusioni, delle sconfitte e sperare in risultati, si rischia veramente di tradire quella che è la fiducia che la generalità della collettività ripone nell'avvocato.
Ecco, a proposito di donne e uomini, in questi giorni mi pare su Netflix c'è una serie, l'avvocato Nadia Giada Poe, è il primo avvocato a Torino, nella fine dell'Ottocento. È interessante perché si parla anche di come venne osteggiata, no? Dai giudici stessi, con delle pronunce che adesso farebbero accapponare la pelle. Io ricordo che quando ho iniziato io le donne erano pochissime, parliamo di una quarantina d'anni fa. Sì, le citiamo io e te sulle dita di una mano. Ma avvocato, come mai come mai così tanti giovani hanno scelto di intraprendere questa carriera, secondo lei? Allora, in realtà il periodo dove c'è stato un afflusso consistente di avvocati è verso la fine degli anni 90 e i primi degli anni 2000. Poi con anche le norme di legge che stabilivano, davano un po' una libertà di tariffe, quindi una gestione anche della professione un po' più libera, quindi un po' più disinvolta, diciamo così, nel rispetto di quelle che potevano essere le norme europee, però in Europa va detto che in tutta la Francia ci sono tanti avvocati quanto al Foro di Roma, quindi sì, noi siamo in Europa, però abbiamo un numero di avvocati che non rispecchia quello che ci dice di fare l'Europa, quindi noi avevamo bisogno delle tariffe con i minimi inderogabili. Purtroppo adesso non abbiamo questo e quindi tutto quel numero di avvocati che si era così iscritto in quel periodo che dicevo prima si è trovato spiazzati, anche perché obiettivamente io le do un dato che in Italia ci sono 245.000 avvocati e quasi 100.000 avvocati dichiarano un reddito imponibile inferiore ai 10.300 euro annui. Quindi imponibile, quindi vuol dire un fatturato di 15.000 quando va bene. Allora questo lei capisce che crea dei disagi ai giovani. I giovani ci sono stati, però adesso cominciano a calare. Nel 2021, io i dati del 2022 non li ho ancora, ma nel 2021 è stato il primo anno in cui il numero degli avvocati è leggermente calato a livello nazionale. Sì. Io vi fermo solo un attimo perché non so se la regia riesce a mandarcelo in onda. C'è stata un'operazione, una maxi operazione della Guardia di Finanza che sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Trieste ha smantellato un'organizzazione criminale nigeriana dedita al traffico di droga. 18 gli arresti disposti nelle ultime ore, 100 kg di stupefacente sequestrato. Non so se la regia può mandarci in onda il servizio, che dopo concludiamo questa diretta. Vediamo se c'è il servizio È il servizio della Guardia di Finanza a Trieste. Vabbè, intanto aspettiamo che sia pronto il servizio, quindi continuiamo. Quindi c'è stata una diminuzione. Una leggerissima diminuzione, c'è una controtendenza, perché sennò gli avvocati sono sempre aumentati. Quindi questo è anche un segnale che la professione ormai è satura, il numero degli avvocati, abbiamo in media in Italia un avvocato ogni 250 persone. Lei capisce che sono troppi, perché non ci sono 250 cause, non ogni persona ha bisogno dell'avvocato, fortunatamente, per carità. Questo sicuro. Sì, il servizio mi sembra che è pronto. Eccolo qui. Scusate, ma devo guardare questa... Il sequestro di un borsone con 10 kg di marijuana su un autobus della Flixbus nel 2019 a Muggia, proveniente da Roma, ha innescato una maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Trieste con l'impiego in 4 anni di 100 militari del GICO che ha permesso di smantellare un'organizzazione nigeriana di trafficanti. Da quel carico abbandonato da un corriere, sceso a Mestre per evitare un controllo di polizia e arrivato fortuitamente nella cittadina rivierasca, le fiamme gialle sotto l'egida della Procura Distrettuale Antimafia di Trieste hanno risalito
fallito l'intera filiera criminale, arrestando 18 nigeriani, di questi 1 a Trieste, 2 a Udine, 2 a Treviso e 1 a Padova, sequestrando complessivamente 93 kg di marijuana, 7 di cocaina e 6 di eroina. Le consegne si basavano soprattutto sui cosiddetti ovulatori, cioè coloro che ingeriscono ovuli di droga per portarli a destinazione. Inquietanti le radiografie effettuate su alcuni fermati, una pratica pericolosissima che causò nel 2020 anche la morte di uno dei corrieri per la rottura di un ovulo in pancia, poi abbandonato dai suoi colleghi criminali lungo l'autostrada poco dopo Bologna. Tutte le comunicazioni avvenivano in particolari dialetti dell'entroterra nigeriano. Le difficoltà principali sono da rinvenire nella traduzione di tutte le intercettazioni che abbiamo captato, perché si tratta di soggetti di etnia nigeriana che tra l'altro, oltre ad essere legati da vincoli familiari e di etnia, parlavano un particolare dialetto che è stato anche difficile da interpretare e da tradurre. Gli stupefacenti importati dall'Africa erano diretti rispettivamente alle piazze di Roma, soprattutto marijuana, Udine, eroina e cocaina, e Ferrara, dove era dislocata la base operativa del clan che rispondeva a livello europeo a un'organizzazione olandese. Tra i soggetti arrestati anche 3 donne, fra cui una madre di 2 figli, al momento incinta, la cui misura è stata modificata con i domiciliari. Un'operazione impossibile senza la rete di intercettazioni telefoniche, ha sostenuto il procuratore di Trieste De Nicolo, che rischiano di non essere più lecite a seguito della riforma Cartabia. Abbiamo un gruppo di soggetti tutti quanti di etnia nigeriana, collegati fra loro in vario modo, e quindi non abbiamo i reati di mafia e terrorismo. Allora la domanda che io mi chiedo, visto che questa vicenda è stata gestita e condotta a questo risultato, quindi con 30 più 18, 48 misure cautelari, 43 eseguite e 5 speriamo che vengano eseguite al più presto, grazie alle intercettazioni, è giusto che le intercettazioni rimangano? Dovremmo cancellare questo tipo di attività che invece è necessaria? Siamo arrivati davvero al termine. Io devo salutare e ringraziare Diego Casonato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, per essere stato con noi. Ci sarebbe davvero molto da dire, ma lo avremo sicuramente ospite anche in un'altra prossima edizione. E l'avvocato Pietro Bon, che insomma è sempre con noi, lo ringraziamo davvero. E vengo sempre molto volentieri. Vi ricordo, fra qualche minuto, dopo le previsioni meteo e dopo la pubblicità, con la nostra Alice Montagnier parleranno di successioni ereditarie, polizze e tasse con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, ed Omar Grigolo, dell'agente immobiliare. Quindi noi ci fermiamo, pubblicità, il meteo e subito dopo con Alice Montagnier. Grazie e arrivederci. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Anticiclone protagonista, ancora sole e caldo, ma con la stabilità atmosferica si aggrava la siccità e aumenta lo smog. Il dettaglio di giovedì 16 febbraio. Sul Veneto di mattina possibili foschie o nebbie sparse in pianura, ma anche in alcune valli prealpine. Localmente potranno essere anche fitte. Cielo da sereno a poco nuvoloso invece altrove. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 1 grado, massime tra 10 e 12 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso su costa e pianura pordenonese saranno possibili locali banchi di nebbia, cielo più sereno invece sui restanti settori. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Sarà infatti soleggiato con nubi alte in transito e locale formazione di foschie, specie dopo il tramonto. Temperature minime intorno a -1, 1 grado, massime sui 13-15 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.